gioco fa parte della vita di ogni individuo, in tutte le età. Permette lo sviluppo motorio, psicologico e sociale nel bambino, mentre nell'adulto rappresenta un'attività gratificante. Pensiamo ad esempio quando dobbiamo organizzare una partita di calcio con i nostri amici. Scegliamo i compagni di squadra più bravi, la strategia di gioco migliore. Ci sono delle regole, un tempo predefinito ed è un'attività sociale perché si svolge in gruppo. Ben diverso invece quando dobbiamo puntare su una scommessa sportiva dove non conta l'abilità o l'esercitarsi della persona. Nel gioco d'azzardo infatti ciò che conta è il denaro. Non è una questione di bravura perché si fonda sulla sorte. Il gioco d'azzardo non soddisfa nessun criterio di crescita personale e non è sociale perché di solito si gioca da soli e può portare alla dipendenza. Gli inglesi ben differenziano le due tipologie di giocatori usando anche due termini diversi, appunto gambler per il giocatore d'azzardo e player per il giocatore sociale.